Era stato allontanato dal Veneto, ma continuava a restarci e a compiere reati. Lui è un algerino di 30 anni che vive a Vicenza. Secondo gli investigatori sarebbe stato protagonista di una serie di crimini, tra cui rapina aggravata, furti con destrezza compiuti soprattutto all'interno di alcuni supermercati e dei negozi di Vicenza o dell'Interland della città, e utilizzo fraudolento di carte di pagamento. Dal 25 febbraio aveva un divieto di dimora in Veneto dopo che, insieme a un'altra persona, era stato indagato per ricettazione e utilizzo indebito di strumenti di pagamento a 9 ai danni di una signora di 81 anni. Anche a marzo avrebbe messo a segno ulteriori furti con destrezza con utilizzo indebito di carte di credito fino al 18 marzo, quando è stato trovato con armi improprie e altri oggetti atti ad offendere. In seguito alla violazione reiterata del divieto di dimora in Veneto, i carabinieri di Vicenza lo hanno arrestato e trasferito al carcere di San Pio X. L'intervento dei carabinieri, che hanno individuato l'immigrato, ha permesso di impedirgli di continuare a delinquere, ponendo fine a un'escalation criminale che aveva spaventato i cittadini. Le indagini dei carabinieri adesso proseguono per individuare eventuali complici e accertare altre responsabilità del trentenne algerino.